Buonasera a tutti ragazzi, ancora terremoti, la trema ancora diciamo la terra ancora trema ragazzi, quindi non si capisce più davvero nulla. Ogni momento qua pare che fa un terremoto. Stavolta una scossa di terremoto addirittura è stata la provincia di Catania, quindi il sisma è stato segnalato giustamente dall'INGV alle 13:44 di oggi, quindi oggi mercoledì 21 agosto, con magnitudo di 3 gradi. Epicentro è stato più o meno a 1 chilometro da Zafferana Etnea, quindi vicino proprio al vulcano, ragazzi. Giustamente tanta la paura tra la popolazione, a cui poi si aggiungono i numerosi turisti che ci sono e che giustamente affollano la costa di Catania in questo periodo dell'anno, quindi stanno ancora molti turisti, diciamo, a Catania, ma per il momento non si hanno notizie, ragazzi, di danni a cose o persone, quindi non sappiamo davvero se ci sono se c'è stato qualche cosa. La scossa è stata avvertita molto a De Cereale, Zafferana, Santa Avellina, Via Grande, diciamo un sacco di frazioni della zona, quindi e a Mascali. In quest'ultimo comune particolare i cittadini hanno lanciato proprio un vero e proprio allarme sui social network, hanno chiamato i vigili del fuoco, comunque è un casino ragazzi. Quindi anche su Facebook un sacco di commenti che sta succedendo, per fortuna però dicono sia durato pochi secondi, quindi una cosa già buona in sé per sé, però giustamente la preoccupazione ragazzi è tanta, poi sapendo che lì ci sta pure l'Etna, quindi tutti quanti pensano che sia l'Etna che si sta mettendo in movimento, quindi infatti dicono che il sisma di oggi potrebbe essere collegato alle recenti attività vulcaniche, quindi anche lo scorso fine mese si erano verificate alcune scosse diciamo da 2 o 3 gradi, quindi comunque per il momento ragazzi non si hanno notizie perlomeno se ci sono stati feriti oppure se c'è stato qualche crepe in qualche casa, edificio, non si sa nulla ancora, quindi anche se sono passate già molte ore, diciamo sulle 13, adesso sono quasi le 19, credo, eh sì, mancano 10 minuti, non si sa nulla, quindi ragazzi come sempre in caso io so qualche cosa in più sono andato anche a vedere su Facebook, ma solo messaggi di paura, queste cose così, però nessuno riportava ferito o altro, quindi credo che non ci siano, quindi in caso di qualche cosa comunque faccio l'aggiornamento ragazzi, quindi scossa di terremoto in Sicilia sull'Etna di magnitudo 3. Ah, e la profondità ragazzi 7 km, ecco perché è anche stato sentito. Non lo so, poi vedo, non ti dico una bugia, non è una cosa che più mi occupa, la verità, diciamo, la politica non mi interessa, a volte faccio qualche video così, ma non proprio sulla crisi di governo, non è il mio forte proprio. La politica è l'unica cosa che non mi piace. Quindi ragazzi, ha solo 7 km di profondità, perciò è stato molto sentito anche nei comuni limitrofi, quindi ragazzi, se dopo so qualche cosa in più, io faccio un aggiornamento, quindi ci sentiamo dopo o semmai più tardi con qualche altro video che sempre comunque faccio, quindi ciao a tutti. Ciao Alessia.